Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, di seguire i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura una tragedia a Vallelunga, in provincia di Caltanissetta, dove ha perso la vita un uomo di 80 anni, schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. La vittima è un pensionato di nome Gaetano Genco. Ci spostiamo a Catania dove un trentenne è stato sorpreso di fronte a una palestra del luogo con i pantaloni abbassati e le parti intime scoperte. Il giovane avrebbe rifiutato di rivestirsi nonostante le richieste degli agenti che lo hanno bloccato e poi denunciato. Torna sotto i riflettori la 19enne palermitana violentata lo scorso luglio a Palermo. La giovane adesso sarebbe stata minacciata con un coltello da un ragazzo che avrebbe abusato di lei in passato. L'obiettivo era convincerla a ritirare la denuncia che lei aveva sporto contro di lui. Un passo avanti verso l'inclusività in Sicilia, saranno 24 le classi elementari nell'isola dove verrà insegnata la lingua dei segni. In conclusione il meteo, temperature fuori dal normale in Sicilia. Nel weekend di Pasqua un'ondata anomala di calore si è abbattuta sulla regione, soprattutto nel Messinese dove sono stati toccati 35 gradi. Domani cielo sereno e clima in linea con quello dei giorni scorsi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.